Siamo qua a Messina con Totò Locastro che sta rientrando da Villa San Giovanni, dove oggi si svolta la manifestazione dei forconi. Che cosa è successo a Villa, Totò? Niente, a Villa San Giovanni c'è un concentramento nel piazzale antistante alla stazione di un centinaio di siciliani e si sono anche aggregati 5-6 persone che sono arrivate dal nord della Calabria, da Cosenza, Montalto e c'è un rallentamento verso gli imbarcateri per la Sicilia, dove si sta facendo un volantinaggio di sensibilizzazione alla popolazione siciliana e non solo, per tutti questi guai che si stanno susseguendo da parte di questo governo italiano che sta veramente distruggendo l'esistenza delle persone e di tutti i popoli, perché non ci dimentichiamo che siamo arrivati veramente all'osso e non ci sono più alternative per poter riprenderci ciò che è nostro, i nostri diritti, i diritti di poter vivere e vivere con dignità. E là a Villa ci sono persone che veramente hanno perso di tutto, hanno perso il proprio lavoro, le proprie aziende, i propri terreni, gente che è veramente alla disperazione. Questa è la continuazione di gennaio, del 16 gennaio. Però questa volta dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere decisi ad andare ad oltranza, perché solo così possiamo ottenere qualche risultato per poter fare capire a questi governanti italiani e ai nostri governanti siciliani che siamo stanchi e che è ora che ci diano i nostri diritti, perché è impossibile che siamo diventati peggio di una riserva indiana. La Sicilia ha tutto, non gli manca niente, però purtroppo viviamo peggio dei paesi del Nord Africa e quindi ci sono prove tecniche di rivoluzione pacifiche e la cosa migliore è quella di rimanere sempre tranquilli e di non alzare i toni, perché non ci possiamo permettere nemmeno di attaccare in maniera frontale anche le istituzioni, perché in questo caso veramente ancora non c'è coscienza da parte delle persone. La cosa più importante sarebbe quella di essere tutti uniti, che i siciliani finalmente si svegliano e che tutti uniti parliamo una sola lingua, che è quella di riprenderci il Parlamento siciliano, che esiste da più di 800 anni e che purtroppo è diventato il Parlamento di 90 ladroni che ci hanno portati alla distruzione di un popolo. Quindi sì, essere andati a Villa è stato anche un'occasione per dire anche alla popolazione calabrese di svegliarsi e di chiedere i propri loro diritti, perché anche loro, come noi siciliani, stanno male, e quindi speriamo che oggi ci sia questa presa di coscienza e che soprattutto che i messinesi e il resto dei siciliani venga a dare sostegno e supporto a queste persone che per 5 giorni saranno in strada, perché non ce la fanno più, non hanno più parole, siamo arrivati veramente, è uno stato di dittatura, io oserei dire uno stato poliziesco, anche se la parola è pesante e secondo me non è una parola adatta, però veramente vediamo che l'Italia ha un debito pubblico che è pazzesco, siamo ai livelli della Grecia, addirittura con i tagli del governo Monti la Sicilia è penalizzatissima, perché ricordiamoci che hanno cancellato 5 tribunali della Repubblica in Sicilia e hanno cancellato le 3 province, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Lo statuto siciliano prevede che non ci siano le province, però una volta che ci sono, perché dobbiamo andare a togliere le province? Cioè è compito del governo regionale, non del governo nazionale. Quindi qua sono delle salse di persone, di politici che fanno soltanto i loro interessi e che non fanno gli interessi dei cittadini. Soltanto questo vorrei dire. E quindi in questo momento vorrei dire forza ai forconi, forza alla società civile siciliana, ai giovani siciliani, e di scendere in piazza e
gridare, di gridare a questa società, a questa politica corrotta che ha distrutto i nostri sogni, li ha spezzati. Soltanto questo di qua mi sento di dire. Poi giustamente anche i giovani che hanno superato i 30 anni non trovano lavoro, la disoccupazione è arrivata al 36% a carattere nazionale. In Sicilia secondo me la disoccupazione è arrivata anche al 50%. Ci devono dare delle risposte, queste risposte noi siciliani li possiamo avere soltanto eliminando la casta di 90 ladroni che è al Parlamento Regione della Sicilia. Eliminando nel senso di sostituirle con persone che sono in grado di fare un Parlamento. Esatto. Va bene, grazie a Totò Locastro. Domani tutti a Villa San Giovanni con i forconi che stanno preparando un blocco di 5 giorni da Villa San Giovanni nel piazzale delle Ferrovie dello Stato di Villa San Giovanni.